Siamo qua con Giorgia Tedi, portiere della Rotteristica Scandianese. Allora, con questa vittoria siete praticamente ai playoff. Quali sono le prime emozioni? Ma in realtà non tantissime, nel senso che ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato tanto per questa partita, certo nessuna partita è da sottovalutare, ma eravamo pronte, quindi le emozioni sono diciamo quelle di una persona che si aspettava cosa sarebbe successo e siamo comunque contente molto. Ora dovrete affrontare Matera e Valdagno, le due squadre più in forma del campionato. Ovviamente ci andrete ad obiettivo già raggiunto. Come le affronterete? Allora, contro il Matera cercheremo diciamo, di fare una partita in visione, in vista delle finali, mentre col Valdagno, dato che comunque abbiamo già fatto un'ottima partita contro di loro, proveremo a replicarla. In ogni modo, entrambe le partite le giocheremo sempre al massimo, e, come abbiamo sempre fatto, e cercando di sbagliare il meno possibile e prepararci il più possibile ai playoff. Ok, grazie mille. Buona serata.